Sarò brevissimo. Desidero innanzitutto accennarvi, parlare del mantenimento dei soci, in quanto è un tema che abbiamo trattato già sia stamattina sia nel pomeriggio con alcuni interventi dei pasti governatori. L'andamento del flusso dei soci registratosi in quest'ultimi anni ha evidenziato un sensibile incremento dovuto ai nuovi ingressi, ma tutti sappiamo che questi nuovi ingressi scaturiscono molti dalla costituzione dei nuovi club. Ma nel contempo però non possiamo non trascurare che all'incremento dei soci c'è stato un decremento dei soci notevole. Abbiamo visto stamattina che nell'arco di 10 anni abbiamo perso 1500 soci. Questi sono numeri impressionanti. Ritengo che il primo momento da attenzionare riguarda proprio il momento in cui il socio entra nel club e nel contempo il fenomeno che abbiamo visto stamattina, che il club dura un anno e mezzo, la durata di alcuni soci nel club. Una delle cause di emissione anticipata del nuovo socio è l'errata valutazione della qualità dello stesso, qualità che abbiamo sentito spesso parlare stamattina, ma soprattutto deriva anche da una scarsa conoscenza delle finalità della nostra associazione, in quanto talvolta l'affiliazione, come diceva l'amico Maurizio, deriva dal rapporto di amicizia. Spesso noi, quando facciamo entrare l'amico, non gli diciamo le finalità della nostra associazione, non gli diciamo gli scopi del lionismo, non gli diciamo l'importante funzione che abbiamo a livello internazionale. A tal riguardo quindi sarebbe opportuno, anziché accelerare l'ingresso dei soci nel club, di farlo partecipare alle nostre attività di servizio e nel contempo, prima del suo ingresso ufficiale, dargli un'adeguata formazione. È anche indispensabile seguire il socio nell'integrazione degli altri componenti dei soci. Spesso non lo facciamo. Il socio resta con l'amico, ma non si integra con gli altri soci. Il nuovo socio deve trovare nel club un sentimento forte di amicizia e di partecipazione. Deve avere il piacere di stare nel club e di condividere nelle iniziative. Deve sentirsi soddisfatto dell'appartenenza. Spesso non accade questo. Invece alcuni nostri club prevale la conflittualità tra i soci. Spesso predume, lo diceva Nella, l'io rispetto al noi. Non dobbiamo dimenticare che alcuni club sono stati chiusi per la conflittualità. Non dobbiamo dimenticare che alcuni soci se ne sono andati per la conflittualità. Quindi viene a mancare quello spirito di amicizia e di armonia che noi abbiamo più volte richiamato oggi. Naturalmente questa attenzione non deve essere rivolta solo ai nuovi soci, ma deve anche essere rivolta ai vecchi soci, ai soci che sono da molti anni nel club, ma che gradatamente hanno cominciato a manifestare un alto grado di insoddisfazione e di conseguenza evidenziare di non ritrovarsi più nel club di appartenenza. Tra le cause principali di questo grado di insoddisfazione ricordiamo soprattutto il mancato coinvolgimento del socio nelle iniziative del club, ma soprattutto vediamo che spesso il socio ha una visione del lionismo ormai superato e quindi noi questo socio dobbiamo coinvolgerlo di nuovo in attività di servizio, deve essere presente e attivo nel club, ma nello stesso tempo dobbiamo anche dirgli che la nostra associazione è cambiata, che si è adeguata all'ammodernamento delle nostre comunità. Dobbiamo spiegargli che il nostro è un lionismo
indirizzato soprattutto anche ai giovani. E i giovani, caro, vedono un laureismo ben diverso dal nostro. Paolo? Quindi, concludo, questa attività di mantenimento del socio deve essere fatta sia dal GAT del club, ma deve essere importantemente fatto anche dalle officer distrettuali. Dobbiamo seguire noi i soci, i presidenti di zona e i presidenti di circoscrizione devono svolgere il suo ruolo attivo di seguire quello che succede nei club. Grazie.